Era il big match di giornata, quello tra Scandicci e Casalmaggiore. Era la gara degli ex, delle emozioni, dei ricordi e delle ambizioni di due realtà forti e intenzionate a vivere una grande stagione. Nel giorno del ritorno dal rivale di coach Parisi nella sua Scandicci, la Savino del Bene ha continuato la sua maratona e al nono incontro ufficiale in meno di un mese ha ottenuto l'ottava vittoria, la quarta in campionato, la seconda per 3-1 nella Serie A1 2020-2021. Contro una VBC e più Casalmaggiore che veniva da 2 vittorie consecutive, le ragazze di Barbolini sono riuscite a vincere in rimonta, ribaltando il 12-25 del primo set, dominato da Casalmaggiore con Montibeller protagonista. Nella seconda frazione di gioco Barbolini ha ribaltato l'andamento della gara inserendo Lubian e Markovic per Samadan e Courtney e ha ottenuto un 25-22 che ha riequilibrato il conto dei set. Raggiunta la parità sull'1-1, la formazione scandicese ha cominciato a volare e nel finale si è imposta con il punto del 25-19 di Popovic. Nel quarto e poi decisivo set, Casalmaggiore è partita forte ma ha finito con il terminare la benzina. Il serbatoio di Drevniok è invece rimasto pieno e la tedesca, regina incontrastata del quarto set, è stata protagonista dell'imposizione 25-19 che è valsa il 3-1 finale. Scandicci ora si preparerà per il match di domenica in casa di una big come Busto Arsizio. Casalmaggiore invece nella sesta giornata si troverà di fronte Chieri. Mi mancava moltissimo rientrare in campo, infatti non vedevo l'ora che mi dessero il via per ripartire. La partita è andata come speravamo, la spalla è andata come speravo, quindi bene.